Cari telespettatori, siamo con Ivana Fogo, coordinamento donne dello SPI-CGIL del Veneto, e parliamo dell'impegno del sindacato dello SPI-CGIL a tutela delle donne quando ci sono i casi di violenza, e qui parliamo in modo particolare ancora nell'ambito domestico, è vero? Certamente. Sì, noi abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che anche le donne anziane, adesso noi ci rivolgiamo in generale, ma focalizzandoci sulle donne anziane, anche le donne anziane possono essere vittime di violenza domestica. Allora, siccome noi abbiamo già tanti sportelli sociali organizzati dentro nelle nostre sedi, nei quali sportelli sociali si tenta di andare incontro ai bisogni sociali delle persone, poi a volte riusciamo a risolverli con i nostri servizi, ma altre volte invece diamo anche degli indirizzi dove rivolgersi, da chi andare, e proprio per questo in questo ultimo periodo, in particolare nel 2025, molte nostre province, non tutte ma molte, hanno fatto una formazione specifica con i centri antiviolenza del Veneto, indirizzata ai nostri collaboratori, collaboratrici, collaboratori, cioè coloro che tengono aperti questi sportelli, e perché siano delle sentinelle, cioè che riescano ad individuare magari nelle persone, nelle donne in particolare che si rivolgono, se ci sono questi segnali che queste persone possano essere, queste donne possano essere vittime di violenza domestica, e che quindi non che possano intervenire, però che possano aiutare a indirizzare. Tutte le donne giovani, ma anche, e nel nostro caso in particolare per lo SPI, le donne anziane, che purtroppo stiamo vedendo, abbiamo fatto anche una ricerca che continueremo a verificare, purtroppo anche le donne anziane sono vittime di violenza. Che poi non pensiamo soltanto alla violenza fisica, violenza sessuale, no. Pensiamo ad altri tipi di violenza, anche quella economica, quella psicologica soprattutto. Ci sono varie manifestazioni, oppure le botte. Sì, la violenza fisica capiamo tutti, no? Certo. Cos'è? Violenza sessuale ci auguriamo non nelle persone anziane, anche se qualche caso rarissimo ma si è verificato. Ma insomma fisica, quindi maltrattamenti, botte, ecco, ma soprattutto psicologica ed economica, per cui la donna, la persona anziana, la donna in particolare, è alla mercé di chiunque. Ecco, in questi centri ci sono i centri di ascolto, ci sono gli sportelli sociali, ci sono i centri antiviolenza. C'è personale che ascolta, ci sono delle psicologhe? Sì, sì, i centri antiviolenza ce ne sono molti nel Veneto, in particolare a Padova, insomma ce n'è uno, e noi siamo in collegamento. Quindi la formazione ce l'hanno fatta proprio loro, perché sono appunto persone competenti, esperte, persone psicologhe, insomma, e molto riservate. Assolutamente. Grazie mille. Allora, se avete dei dubbi, delle perplessità, delle paure, eccetera, andate nei centri dello SPI-CGIL, che poi vi indirizzeranno al meglio sul territorio. Buon proseguimento, grazie alla nostra ospite.